Palazzo Thiene, annosa questione. Dal 2017, anche grazie a Rete Veneta, si è sollevato il problema su uno dei palazzi storicamente più belli e caratteristici di Vicenza. Salviamo Palazzo Thiene. Anche i consiglieri regionali Silvia Maino e Stefano Giacomin della lista Zaia appoggiano la battaglia di Rete Veneta, una battaglia di popolo, una battaglia dei vicentini sostenuta da commercianti, partiti politici di tutte le latitudini, dal centrodestra al centrosinistra, una battaglia di buonsenso. Dopo il crack di BPV è giusto dare un rimborso morale alla città del Palladio, un risarcimento anche economico, visto che un museo con i tesori contenuti nell'antica sede della Banca Popolare di Vicenza in un palazzo patrimonio dell'UNESCO rappresenterebbe sicuramente un volano anche per il turismo, una volta esaurita la stagione nera, anzi rossa come la clausura dell'epidemia. La richiesta è quella che da anni viene avanzata, di apporre il vincolo della destinazione legata appunto alla collezione e di destinare il palazzo a polo museale che vada ad integrare quindi la rete museale della città. Palazzo Thiene deve tornare ai vicentini. Oggi Silvia Maino e Stefano Giacomin sono i primi firmatari di una mozione che verrà depositata a breve. Seguirà una discussione in Consiglio regionale che poi impegnerà la Giunta Veneta perché si faccia parte attiva a rappresentare la volontà dei vicentini di fronte allo Stato. La mozione è molto chiara, Palazzo Thiene non deve essere svenduto, deve rimanere nella proprietà della città di Vicenza. Lo Stato deve far fronte ai propri impegni, dare una mano a questi vicentini che hanno pagato miliardi di tasse in tutti questi anni e le collezioni che sono in Palazzo Thiene non devono essere smembrate. Questo è un bene della città e alla città deve essere riconsegnato.